Buongiorno a tutti amici, siamo quasi pronti per uscire, siamo a Gand, questo ve l'ho detto ieri sera, ci sono già 19 gradi fuori, sono le 10:30 del mattino, oggi usciamo in magliettina per la prima volta. Sto preparando i panini perché ci siamo stancati, sarete d'accordo con noi, di spendere 100 euro per mangiare 2 pezzettini di pollo o una margherita e un bicchiere di birra. E quindi ormai ci organizziamo così, siccome abbiamo una bella borsa a frigo, abbiamo i ghiaccioli che si mettono nella borsa a frigo, abbiamo sempre un sacco di cose buone da mangiare e quindi adesso sto preparando dei panini imbottiti. Rita ha fatto, vedete, una frittatina di spinaci, ha preparato 3 uova sode e anche lei si sta preparando dopo aver preparato tutto questo. Buongiorno Rita, ti aspettiamo. Nel frattempo finisco di preparare i panini, poi si esce. Eccola qui, anche la Rita quasi pronta. Calze, non avrei caldo, no, vero? No, calze, certo. Calze leggere, sì. Calze. Io sto chiudendo i paninetti, ho già messo la frittata, le uova, la birra, il vino, i ghiaccioli in frigo. Paninetti pronti, prosciutto, pecorino e maionese, niente di che. Leggeri, diciamo. Si tratta di mangiare. Vabbè, almeno ci sediamo da qualche parte, all'ombra, al sole, sì, tranquilli. Non ci facciamo rapinare. Non ci facciamo rapinare, ogni volta mi sento davvero rapinato. Sì, ma poi mangiamo, cioè, se ti facessi rapinare e mangiassi bene. È chiaro. Si mangia anche male. È la verità, Niente. è la verità. Guardate che bello il nostro borsone, la nostra borsa a frigo di Decathlon, pagata una fesseria, ma è massicissima, sicuramente qua la roba rimane davvero in fresco. Se qui metti 2 bottigliette da mezzo litro ghiacciate, rimangono per sempre. Anche la Rita è pronta, vero Ri? Sì, finisco di vestirmi. Forza e coraggio, che usciamo. Pronta, sì, sì. Oggi c'è caldo, gonnellina, scarpa. Scarpa, sì, gonnellina, scarpa. E poi non lo so, mi porterò un giubbino leggero. Sì, forse, ma una c'è caldo. Vediamo. Ma c'è caldo. Rita, orario? Che ora è? 11:15. Perfetto, a mezzogiorno siamo al centro di Gand. Benissimo, dai. Mettiamo l'oscurante e usciamo. L'oscurante e andiamo. Finalmente in magliettina a passeggio, finalmente. Oggi dovrebbe fare addirittura 26 gradi. Poi visitiamo Anversa, sempre col sole, e poi, se non sbaglio, fa 10 giorni di pioggia. Peccato, perché c'era un bellissimo camping, ho visto come si entrava in Olanda, nei Paesi Bassi, però se piove non ci facciamo nulla, perciò viviamo alla giornata, ragazzi. Comunque oggi andiamo a visitare Gand e vi facciamo vedere Gand, città simile a Bruges per quanto riguarda fiumi percorribili con le barchette, quindi magari anche oggi facciamo qualcosa del genere. Sì, almeno visitiamo bene tutta la città. Sì, è bello. Sì, molto. Siamo alla fermata della metro esterna, non sotterranea, T2. In 8 minuti siamo al centro, se no avremmo dovuto fare altri 40 minuti a piedi. Hai visto? 5 minuti al centro. Vabbè. Siamo nel centro di Gand, tante metro, tante macchine elettriche, sembriamo in un altro mondo, ragazzi, tante biciclette, tutti che si fermano per farci passare. Siamo abituati a ben altre giungle. Adesso facciamo una passeggiata nel centro e poi più tardi prendiamo anche sicuramente una barchetta per fare il giro di tutta la città nei suoi fiumi. Abbiamo già una cattedrale da visitare, ma prima ci rinfreschiamo. A 12:30 quasi, aperitivino, olive non ne abbiamo, un bicchiere di birra. E cattedrale alle nostre spalle, che visitiamo tra un attimo.
che non vedete perché c'è il cassonetto della spazzatura. Devi scegliere un momento migliore per dire queste 4 cose. Ho acceso la videocamera e sono messi a scaricare bottiglie. Questo dimostra che nulla è preparato. È tutto vero nel nostro canale. Col bar praticamente birra, ognuno la propria spina, i bicchieri e girano con quel carretto con i tavolini, meraviglioso. Mai vista una cosa del genere, mai vista. 12 posti, pedalano, ognuno la propria spina con i bicchieri, i tavoli, pedalano e girano per la città così. Pazzesco, bellissimo, mai visto. Siamo dentro questa magnifica cattedrale. Ragazzi, perdonate, non so il nome, dobbiamo vedere. So solo che è meraviglioso. Splendida cattedrale in stile gotico di San Pavone. Beh, oggi li abbiamo fregati, toast serrano e mozzarella 19 euro un toast. Oggi mi sembra che mi mangio i miei paninetti e mi bevo il mio vino gratis, senza essere uno che non vuole lasciare soldi, ma quando non è più ragionevole per noi ci comportiamo così. Famosissimi in Belgio per la buona birra e infatti ci sono degli stand enormi dove tutti bevono, ma non solo birra, vedo mojito, vedo vini, vedo altri aperitivi, comunque tanta gente. One Bell, una birra belga, assaggiamo. Ah, comunque sempre per documentare tutto, una 0,20, 5 euro. Qua ragazzi bevono di tutto. Questo è un bagno di un qualsiasi bar che si trova a Gand, guardate, è una boutique. Adesso ragazzi ci mangiamo i nostri paninetti, ci beviamo un bicchiere di rosato francese
qua al fresco, poi proseguiamo la passeggiata e continuiamo a farvi vedere Gand. Pomodorini, rosatino, fritatine, uovo sodo, paninetti, vino. Oggi non stiamo male, Vediamo. Pranzetto fatto, panini ottimi, uova, vino, frittatina. Adesso continua la scoperta di Gand. Guardate che meraviglia questi posti, castelli nel centro città, fiumi, no, è stupendo. Grande città stratosferica, amici, bellissima. Fare una passeggiata oggi qua con queste temperature, ci sono 25 gradi, è stato meraviglioso. Tra le più belle mai viste, senz'altro tra le più belle mai viste. Adesso riprendiamo la metro e rientriamo in camper, ci spostiamo e andiamo verso Anversa, poi si esce dal Belgio. Una delle città più belle mai visitate? Molto bella, sì, bellissima. Andiamo. Stiamo rientrando in camper, stiamo lasciando il Belgio e entriamo in Olanda, ragazzi, Paesi Bassi, Liedersdorf. Però abbiamo visto due civraju esposti, ce li facciamo affettare, ma gli somigliano molto e rientriamo in campo. Ci siamo, cucciolona, dai, dai in Olanda, forza! Panini dentro, gas a martello. Un'ora e 08 e siamo già sulla costa olandese. Ci mettiamo poco a cambiare idea, Dovevamo andare a Anversa, ce ne andiamo. Basta, voglio andare a Capo Nord, voglio andare in Norvegia, voglio vedere la costa, i fiordi, voglio vedere... Sì, voglio andare in Norvegia. Quindi 55 minuti e siamo sulla costa olandese, direzione Middelburg. Middelburg, ci siamo? Belgio, toccata e fuga, amici, perché noi ci siamo anche già stati, avevamo già visitato Bruges, già visitato Gand, già visitato Anversa. E quindi niente, avevamo voglia di andare via, siamo rientrati in camper e siamo partiti. Ragazzi, benvenuti nei Paesi Bassi e benvenuti in Olanda, ci siamo entrati, forse ho appena visto il cartello, c'era scritto 2 chilometri e quindi adesso li abbiamo fatti. Ragazzi, siamo in un tunnel sottomarino, credo, Si paga, ragazzi, primo casello in Olanda si paga, non lo sapevamo neanche. Soldi? Quanto vuoi? Dammi 50. Andata alla grande, 5 euro, ragazzi, 5 euro di casello, il primo olandese. Altri 20 minuti, 16 km e dovremo essere di fronte al mare. Primo distributore, diesel 1,82 euro, benzina 2,10 euro se non sbaglio, 2 euro. Punto della situazione. Prima di tutto abbiamo scoperto già una cosa: non si può dormire in libera in giro da nessuna parte, nessun parcheggio.
bisogna dormire sempre per forza nei campeggi in Olanda. I campeggi costano 30, 40, 50 euro a notte. Se va bene. Se va bene. Se no ti multano 120 euro per aver dormito E ti portano in un campeggio. e ti portano in un campeggio. E ti svegliano anche alle 2, alle 3 del mattino. Abbiamo letto una marea di commenti. Ormai i commenti sono ovviamente libero per il giorno, cioè è ovvio che sia libero per il giorno. Vuol dire che di notte non si può da nessuna parte. Ne abbiamo letto 50 di parcheggi e sono tutti così, impossibile la notte. Quindi stiamo andando verso Rotterdam, sulla costa, un parcheggio a 30 euro, un camper e 2 persone, noi siamo in 3, più tasse di soggiorno, pagheremo minimo 40 euro a notte. Andiamo, 31 minuti, 32 km, siamo stanchi, abbiamo visitato Gand, abbiamo viaggiato, fatto chilometri, camminato tantissimo, quindi andiamo in un camping e ci riposiamo. Vedete i cartelli, ragazzi? Vietatissimissimo. Ragazzi, se non mi chiedono soldi faccio una dronata. Sono ogni giro di elica 1 euro. Anche qui siamo in un parcheggio, guardate, da dove lo inquadra. Siamo in un parcheggio normalissimo di fronte a niente, a un porticciolo, un po'. Una specie di laguna. Rita ha letto che ci vogliono 12,50 euro per fermarmi così come mi sono fermata adesso. Vabbè, vediamo. Cerco di fare una dronata al volo e ce ne andiamo. Una cosa de non crei. Siamo in un altro mondo rispetto al sud Europa, totalmente un altro mondo, dobbiamo un attimo prendere le misure, abituarci, ma non solo per il fatto dei prezzi, anche per come vivono, per come si godono la vita. Qua prendono il sole e si godono la natura in ogni modo. Sdraie fuori dai camper in parcheggi come questo, oppure si sdraiano nell'erba vicino a una spiaggia, però poi devono andare via tutti perché qui non si può dormire, da quello che dicono i commenti. Assolutamente. Noi non programmiamo proprio niente ed è la verità, ve ne accorgete. Noi non sapevamo che in Olanda non si potesse fare libera, non lo sapevo assolutamente, l'ho scoperto adesso che ci sono entrato. Credo che non rimarrò molto, credo che andrò subito, c'è il tratto si attraversa un pezzo di Germania, poi si fa Danimarca e poi Norvegia, quindi noi stiamo andando in Norvegia. Chiaramente visiteremo Amsterdam, visiteremo forse Rotterdam, faremo qualche parcheggio e ce ne andremo presto. Comunque gran peccato perché anche questo parcheggio non sarebbe stato male, c'è quella spiaggetta sulla destra. Si sarebbe potuto dormire, invece dobbiamo andare in un camping e allora andiamo 17 minuti e parcheggiamo in un camping. Abbiamo letto che questa è una straordinaria opera di ingegneria per salvaguardare le coste dei Paesi Bassi e forse sfruttano anche il mare per quanto riguarda l'energia elettrica. Abbiamo chiesto in un camping e non c'è una piazzola libera. Mi ha detto la signora alla reception che il fine settimana più
affollato dell'anno. Non so per quale motivo, se ci sia qualche festa particolare oppure solo perché sta facendo 2 belle giornate e magari piove per sempre qui. In effetti tra un paio di giorni inizia a piovere e non smette più. Comunque proviamo in un altro, 7 minuti, 5 km, speriamo. Abbiamo conosciuto Sophie, una signora, una ragazza che sta qua a fianco a noi col camper. Ha detto che ha dormito una notte, che non è successo nulla, però è rischiosissimo. Dobbiamo sperare che anche questa notte che ci siamo noi non arrivi la polizia, ma rischiamo, Però sono molto stanco, sto guidando tutto il giorno, volevo andare ad Amsterdam, ma ci sarebbe stata un'altra ora e mezzo di camper e sinceramente non ne ho voglia. Non ne ho voglia. Domani mattina sono riposato, mi sveglio, 1 ora e mezzo e sono ad Amsterdam. Adesso vi volevo far vedere o col drone o a passeggio questa costa e ci sono centinaia di camper e io mi chiedo, ma è possibile che adesso tutti questi camper alle 9 in punto vadano tutti via? Sono veramente curioso di scoprirlo, non ci credo, ce ne saranno 200. Possibile che adesso 200 camper si mettano tutti in moto e vadano tutti via insieme? Boh. Siamo giunti ragazzi al parcheggio dove abbiamo visto tutti i camper ed effettivamente ci sono. Andranno via tutti quanti alle 9? Secondo me sì, vanno via tutti. Guarda quel cane, che bello. Che bestia. Questo lo vorrei. Terza guerra mondiale, pronto. Sì. Un Phoenix. Ragazzi, queste persone, guardate che mega camper. Sono tutti con piedini di stazionamento, roba fuori, sedie e tavoli fuori. Io dubito che se ne vadano entro le 9. Adesso momento dronata. Proviamo, il posto è bello. Sì. Se fosse anche libero sarebbe stupendo. Sì, forse lì avanti tutti i miei camper che avevo visto sono in un camping. Un camping in strada. È probabile. Cioè paghi ed Abbiamo appena chiesto a una persona e ha detto che probabilmente arriva la polizia. Perciò credo, se ne stanno andando tutti. Credo che se ne vadano tutti. Sì. Domani mattina veniamo a controllare abbastanza presto. Sì, domani veniamo forse addirittura col camper, ci mettiamo qui di fronte anche noi e ci godiamo una giornata qua fuori di fronte al mare, ci prendiamo il sole. Domani è una bella giornata e stiamo qua. Sì, confermo. Continuo a non capire. Ho visto una marea qua di roulotte con i piedini, tende. Io non ci credo che adesso tolgano tutto e se ne vadano in un'ora. È assurdo, ce n'è troppe poi. Comunque il posto è bellissimo. Dalle 6 del mattino è permesso stare sino alle 21, quindi domani mattina anche noi entriamo e ci parcheggiamo qui e stiamo di fronte al mare, sul prato, perché lì avanti c'è il prato, è meraviglioso e ci possiamo prendere il sole tutto il giorno. Comunque con calma qualche parcheggio carino e a poco prezzo l'abbiamo trovato, quindi adesso in questi giorni vediamo un po', cerchiamo di visitare qualcosa senza tardare troppo, però qualcosa la visitiamo, poi le grandi città e poi lasceremo anche l'Olanda. Adesso pesce arrosto, sì, pesce arrosto, vino bianco, tante verdure, hai fatto, le vediamo? Sì, le vuoi vedere? Vieni qui. Queste sono quelle al forno, patate, eccetera.
E queste sono Delle delle zucchine. zucchine particolari gialle. Adesso le assaggiamo. Sembravano, cosa sembravano quando erano intere e crude? Una bomba a zucche, mano. piccole zucche sembravano. Bene, ok. A domani. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Stanchissimo oggi, stanchissimo. Buona.